Vediamo anche una leggera ripresa. Sicuramente nel settore meccanico, nel settore manifatturiero c'è una buona prospettiva di ulteriormente migliorare la occupabilità dei nostri ragazzi. Questa è la bella notizia che ha portato negli studi di Televenezia il presidente di Forma Veneto. Quella brutta riguarda i fondi destinati ai 100 centri di formazione sparsi in tutto il Veneto, che finora hanno campato con 83 milioni di euro l'anno e nel 2015 dovranno rinunciare a oltre 10 milioni a causa dei tagli governativi. Nel bilancio preventivo della Regione del Veneto è stato proposto una riduzione di 8-10 milioni su 83 destinati per competenza alla formazione professionale. I ragazzi che escono dalle vostre scuole trovano tutti il lavoro? Ecco, trovano in media il 60-70%. Si tratta insomma di una struttura che funziona e che forma oltre 19.000 ragazzi, dai 14 ai 18 anni, e dà lavoro a 2.000 operatori. Ma è una struttura che rischia grosso, dato che Roma sembra decisa ad accentrare la formazione e toglierla dalle competenze regionali. Ed è anche messa sotto accusa dagli stessi imprenditori che preferirebbero formare in seno alla loro azienda i ragazzi con i fondi spesi per la formazione. A dire il vero ci sono regioni che da tempo hanno abbandonato il settore, come la Toscana. Capiamo l'esigenza da parte del mondo imprenditoriale di avere dei ragazzi e delle ragazze già immediatamente formati, però noi riteniamo che prima della formazione specifica ci sia anche una formazione culturale e umana. In queste scuole approdano ragazzi con molta manualità, ma alcuni hanno alle spalle anche famiglie disagiate e 3 anni a contatto con educatori aiutano anche ad uscire dal degrado. Un altro pezzo di welfare rischia di venire inghiottito dalla crisi.